primi e 32 secondi di Jean-François Bernard, francese della Toshiba, la maglia rosa di ieri. Una semitappa davvero sconvolgente per la corsa e per gli italiani. C'è anche subito una brutta notizia: dopo Argentin e Fondriest il Giro d'Italia ha perso anche Gianni Bugno, uno dei giovani più attesi. Bugno è caduto, un'assurda caduta a 51 km dal traguardo. È caduto per colpa di una sbarra di ferro o di lamiera dimenticata ai bordi della strada. Questo pezzo di Bugno si è procurato una frattura della clavicola destra, una contusione cranica, ferita lacero contusa all'arcata sopraccigliare destra, contusione all'emitorace destro, contusione alla spalla destra, ferita e scoriata ancora alla spalla destra ed escoriazioni multiple in tutte le parti del corpo. Una brutta botta. Bugno esce di corsa e soprattutto Bugno rischia anche di non poter correre il Tour de France. Era uno dei ragazzi, dei giovani più attesi al prossimo Tour de France. Avremmo dovuto farlo con Bugno e con Visentini, leader delle nostre due formazioni impegnate in Francia, la Chateau d'Ax e la Carrera. A questo punto Bugno, che rientra a casa, che abbandona il Giro, le cui condizioni sono migliorate nel pomeriggio, rischia di non poter neppure andare in Francia, e questo lo sapremo soltanto più avanti, perché adesso si cercherà di ridurre la frattura della clavicola, un male comune a molti corridori quando si cade, e si spera di recuperarlo in extremis. Davvero una brutta botta. Ma torniamo al protagonista di giornata, a Massimo Podenzano. Di lui ci parla diffusamente Fabrizio Biondi. Prima di presentarvi Massimo Podenzano, vi dico